Ma sai cosa succede con Antonucci molto spesso? Che gli avversari lo sottovalutano un po'. Sono Michele Antonucci. Michele Antonucci! Antonucci dalla grande! Udine è la mia casa. Questo è il posto del mio cuore. Qui si vince, si perde e qui si impara. Ora ti sfido 1 contro 1. Caro Michele, sfida accettata. Mara Navarria, Ciao Michele. campionessa olimpica, mamma, amica e grande appassionata di cucina. Grazie per aver accettato la mia sfida e mi hai portato in un posto spettacolare. Ma raccontami, che cosa lega il tuo cuore a questa splendida location? Ma qua ti ho portato a Carlino, casa mia, io sono cresciuta qui dove la natura è un elemento fondamentale. Il bosco Saciro alle nostre spalle e la laguna di Carlino, Marano, e in realtà poi in fondo si vedono anche le isolette che poi di là c'è Lignano. Qui siamo a Cadellovo ed è un posto magnifico. Cadelluovo, uovo, perché qua questa è una zona di nidificazione per gli uccelli, ma allo stesso tempo alle nostre spalle ci sono le valli da pesca dove entrano poi i pesci, lasciano le uova e quindi si creano. Ti ho portato in un posto super, non Ma puoi che dirmi spettacolo. niente. Sì, questo è veramente un bellissimo posto. Emozioni, rumori, colori, silenzi. Ma cosa ti ricorda questa splendida natura? Ma io venivo qua in questo posto da bambina con mio padre, con i miei fratelli, ammiravamo il mare, soprattutto la laguna, quindi quando con la bassa marea scende giù l'acqua e poi quando ritorna su, ma è bello anche adesso che è inverno e i colori totalmente sono diversi. E poi volevo farti emozionare, guarda che posto bellissimo dove ti ho portato. Ma questo magico luogo è speciale sia per te che per la tua famiglia? Beh sì, certamente, a parte che viviamo veramente molto vicini. Nella valle c'è anche il maneggio e lì mio figlio ha iniziato a cavalcare. Diciamo che il legame con il cavallo, con gli animali, visto che anch'io sto iniziando a cavalcare, dà un senso di libertà pazzesco. E poi, come puoi notare, la laguna uno se la immagina sempre d'estate, ma in realtà anche d'inverno. Guarda che colori pazzeschi. Fantastici. Sì. Quante emozioni in questo splendido luogo. Ma tu, Mara, le portavi con te anche in pedana? Ma devo dire di sì, sicuramente. Io venivo qui, tornavo a casa, ricaricavo sia energie positive, ma anche quel senso di pace, di rilassatezza, di silenzio che c'è in questo luogo, per poi trovare soluzioni con le mie avversarie una volta indossato la maschera nella mia pedana. Mara, questo posto è spettacolare da ogni prospettiva, ma una curiosità, con la spada eri una campionessa, ma in cucina come te la cavi? Devo dire che non me la cavo male, sono cresciuta in una famiglia dove si cucinava e adesso che ho smesso mi sto cimentando anche nei piatti tipici della nostra cucina e cultura, come il fricco e i charsons. Mi piace fare la pasta fatta in casa, faccio i dolci, ho alcuni piatti tipici della nostra regione, sicuramente li so fare perché quando ero un atleta erano un po' proibiti e quindi adesso un po' mi cimento. Comunque sì, mi piace la cucina, ma diciamo che ce la giochiamo tra me e mio marito. Davanti questo buonissimo tè caldo che ci scalda le mani, una curiosità, 3 momenti topici della tua carriera. 3 sono tanti. Ho avuto una carriera lunghissima, ho avuto la fortuna di fare 20 anni di nazionale. Forse il più bello è quando ho fatto il primo podio da ragazzina, avevo 17 anni in Coppa del Mondo. E poi sono tornata a casa e abbiamo festeggiato tutti insieme. Questa è stata veramente una festa di famiglia. Un altro momento è quando dopo il Covid, che è stato un momento terribile, avevano posticipato le Olimpiadi di Tokyo. In tutta questa tragedia la cosa bella è che sono tornata a vivere in Friuli e qua a Carlino. E l'ultimo momento è quando atterrate da Parigi con la medaglia d'oro, già all'aeroporto era una bolgia e tutto il paese di Carlino e tutti i miei amici, ma c'erano anche amici che non vedevo da tanto tempo e tutte le persone che hanno partecipato, avendo avuto appunto 20 anni di carriera, ho ritrovato occhi che non vedevo da un po', però che comunque avevano in qualche modo contribuito in questo mio percorso da atleta. Mara, lo sport è una cosa seria, ma un aneddoto divertente che a te sicuramente è capitato.
Ma devo dire che forse ce ne sono tanti, alcuni posso raccontarli, altri no, però forse ti racconto questa cosa qua. Io da ragazzina e poi anche una volta trasferita a Roma, al Club Scherma Roma, ero sempre la regina dello spogliatoio, cioè ero la prima ad arrivare ed ero l'ultima ad uscire, nel positivo, nel senso che il maestro mi si arrabbiava sempre perché ci mettevo tanto tempo e in realtà tutt'oggi alle ragazzine dico vivetevi lo spogliatoio, perché nello spogliatoio si risolvono i problemi, si conosce in realtà nel momento anche di crescita magari adolescenziale, si inizia a conoscere il proprio corpo, si superano anche i limiti di affrontare alcuni discorsi con le compagne. Io all'inizio andavo a Scherma solo per andare a stare in spogliatoio. Lo spogliatoio è la nostra seconda famiglia. Ma in parte sì, poi anche non so, tutti i problemi poi dei primi fidanzati, quindi a Roma avevo 20 anni quando mi sono trasferita e quindi per me è sempre stato un posto che lo reputo importantissimo, e anche poi i posti dove magari emozioni negative, i pianti, le lacrime per le sconfitte, però mi ha sempre aiutato a switchare, a crescere, soprattutto comunicando e raccontando alle mie amiche. Siamo alla fine di questo 1 contro 1. Oggi ti voglio far conoscere la mia amica del cuore, la mia amica a spicchi, e lei mi ha accompagnato in tutte le avventure della mia carriera. Ma tu hai un oggetto simbolo della tua carriera? Certo, io ne avrei più di uno perché la Scherma ci sono un sacco di cose, mi hanno portato la mia maschera. Mentre indossi la maschera, in realtà anche la maschera ti porta anche in un altro mondo, quindi la tua pedana diventa solamente tua e all'interno si vede comunque uniforme, e il gioco è iniziare subito a metterti nei panni per trovare la stoccata nel miglior modo possibile contro l'avversario. Chissà quanti segreti dentro questa maschera. Diciamo che ne ha tanti, come penso ne abbia la tua palla lo stesso, perché comunque c'è una cura del proprio oggetto, ma c'è anche un sogno dentro questo oggetto. Siamo arrivati alla conclusione di questo intenso 1 contro 1 e voglio chiederti un autografo anche a te per questo bellissimo Perché ho vinto ricordo. io, dici? Ma non penso. Per Colorata di filmarti la tua palla a spicco. un bel ricordo di questa giornata passata in questa splendida location. Sì, certamente, Michele. Anche questo 1 contro 1 è terminato. Siete pronti alla prossima sfida?